Arriva da e cantaci anche la canzone di Biondi. Quale? Mario Biondi, Quale? questa ultima. This is what you are. Sì. Che era, però lui la cantava a modo suo. Com'è? Oh, ma arrivo venerdì. Pare cogli sempre tri. A travagliare non ci vai, che la mattina non ti susi mai. Fermi! No, perché c'è. No, è vero, è vero. Ora ma c'è regando che la stavo mandando in sto minuto, non l'ha pensata e l'abbiamo rifinita durante la pubblicità, è vero? Vabbè, d'accordo. Perché lui fa, no, perché c'è la This is what you are che lo fare? Cioè, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. C'è questa versione sua, come arrivo venerdì, pare cogli sempre tri, a travagliare non ci vai, perché la mattina non ti susi mai, non ti spacchiare. Ma è così. Ma io lo sapevo, non si doveva dire ancora, bisogna rifinirla. Vuol dire non darti delle arie, scusami. Chiudiamo la barzelletta. Non è una brutta parola, lo so, darsi delle arie. Darsi delle arie, non è una brutta parola. Spocchiosità vuol dire darsi delle arie. Allora, se no che a un certo punto arriva con questa macchina, non ti spiega niente. Arriva a Viale Mongata, si vedeva che tu solo nel buio del Librino si vedeva questa macchina azzurra che arriva. La ragazza scende dalla sua palazzina a 28 piani, giusto? Scende la ragazza tutta vestita margarita bionda che pareva nasciuta delle favole, no? Arriva da coppo di spacco che si vedeva che bella ragazza. Bella. Tacco 18 centimetri, che appena si raccoglieva a casa pare che va stato ciglione a sandaita, camminava da sta maniera. Una cosa terribile. Sì. Si acciungavano tutti i tendini, però se la va a mettere, lei bella come il sole, scende, chiama la macchina, io le dico, ciao Jennifer. Sì. Comunque sei molto bellissima. Vabbè. Solo dei già si fa un po'. Sei molto bellissima. Dove vuoi andare? Ma guarda, non lo so, scendiamo a mangiare qualcosa? Certamente, dove vuoi che ti porto? Ma non lo so, andiamo a un ristorante di circonvallazione. Mi chiedi? Ma io conosco la bella trattoria dallo zio Pippo Lognesciato, che è veramente molto buona, È un amico, ci rispetta, ci fa mangiare bene, paghiamo poco. Ma come, mi vuoi portare in questi posti volgari? Portami in quel posto là, la circonvallazione, quello bello. Senti, Jennifer, è bello, ma là ci azziccano la lira. Devi capire. Ci azziccano il chiodo. Non è che, vabbè, comunque, se vuoi andare là, tu sai, a un certo punto cercavo di resistere, però alla fine l'amore ragazza l'amore, dopo c'era l'istinto sessuale. Va bene, io lo chiamo amore, dai. Vabbè, ti ci voto, arrivano con sta macchina da, posteggiano, a posteggiato, avevo ascoltato ustere a domani, la macchina se ne va aiuto, perché camminano tempo, no? Certo. Se non che entrano, mangiano, sì. Jennifer pare che non mangiava, vuol dire di 3 mesi, si calava una cona, io ci dicevo, ma non ti preoccupi per la linea, Jennifer, guarda che poi spasci, non ti preoccupi, guarda che poi spasci, queste contengono grassi, queste cose, ci sono tante calorie. Certo. Jennifer, veramente, Ma no, ma che cosa dici? Anzi, sai cosa ti dico? E prendiamo una chilata di occhi di voi? Jennifer, l'occhio di voi so, 80 euro il chilo, un po' pisciano, ti stai rendendo, vabbè, comunque, prendiamo gli occhi di bue, cameriere, gli occhi di bue, insomma, mangiano, escono finalmente da questo, paga lui. Va bene, certo. Pagavo 380 euro. Va bene, questo volevo sapere. 2 persone, come io ci votavo con dice, quando io non ci sbirregavo, a tempo che stavo giocando a pagare. Ne voleva dire tutto? No. Rapivo conto, i corner ci sono. Sì. Va bene. Sbirregavo tutto e c'era 380 euro. E lui che ha detto? Voglio una bomboniera, una fotografia che parente che stai parlando quando ammattino, va bene? Stai parlando quando ammattino, voglio una fotografia. E allora dopo aver pagato 380 euro, che fa questo povero uomo? A un certo punto sì. Vedo che non lo so, per digerire, vogliamo andare a casa tua? Ci vogliamo bere una cosa, un digestessa a casa tua, un ghiotto, un po' di spuma. Ma come? Non ci andiamo a ballare? Vuoi andare a ballare, Jennifer? Che già sono le 2, qui che non calato, come a ballare, Jennifer, vuol dire una zavora di vita, come da muore. Ma io voglio andare a ballare, andiamo a Banachiri? Andiamo a Banachiri, avanti, arrivano a Banachiri, 5 euro di posteggio, 60 per Traseri, con tutto quello che stava calato, soprattutto l'ultimo chilo di occhi voi, a Jennifer ci aveva sbombacato una siti, che non ne poteva più.
Una consumazione dei 10 euro, un consumato per davvero, perché si chiama consumazione? Perché ci costava una 600 euro da inizio. Se fai nei 5 di mattina? Sì. E allora ora andiamo a casa tua. Ma non ce lo pensiamo un connetto al bar notturno? Jennifer, ma magari un cornetto? Sì, lo voglio con la Nutella. Io domani mattina per lo spiglio con una testa a posto della testa e brufolo con l'occhio, non è che... Jennifer, Sì, ma io voglio con io non cornetto, ma a casa tua dopo mi accompagni. va bene, arrivano un bar notturno classico, fozzese, si fermano con le Nutella, con su Sicilia, i 5 e mezza finalmente, allora ora andiamo a casa tua. Sì, accompagnami. Oh, accompagnami, mi pare una parola specchio. Ora io ti accompagno, nel senso che poi saliamo a casa tua e mi offri un caffè, qualche cosa, va, Un caffè? A quest'ora? Mi pare fuori luogo, ma poi siamo a bar, prendete l'ora il caffè. No, forse andiamo a capo, una scusa diciamo per salire. No, ma guarda, non ti posso fare salire a casa mia. Non è che ti faccio salire a casa mia la prima sera che usciamo. Forse non andiamo a capo. Questa è la prima sera e da quando mi ha costato io mi ha rotto. E poi o c'è stasera coppa è scicata o non mi posso permettere un secondo tentativo, stai capendo? E poi ora se no vamo a tua casa. Ma dai, smettila, intanto accompagnami. Va bene, arrivano finalmente una volta volta, dai, libero, via la mongare. Io lo posteggiavo, sai, non è che uno accompagna una persona e mette una ruota sopra la banchina per dire ciao ciao e poi tanto se ne chiede, no? Io lo posteggiavo per notte. La macchina pare che va a stare da 6 mesi. Preciso, sai, calibro, sì, a sì. 2 cm dalla banchina davanti, perfetta, non Sì. la va a toccarci mi superi poco, la catena andò stesso, Sì, lo blocco basta, Sì, come sì, si chiama blocco quello che è, la carascia in derrota, la bloccato, la macchina che non si va a muovere più. Io giustamente davanti al portale dice, allora buonanotte. No, forse non avevo capito. Lo faccio, vuole chiamato casa, che se non sono stato chiaro, te lo dico bello, in parole povere, va bene? Stasera noi dobbiamo fare sesso. Lo sta capendo solo. Ma che cosa dici? Ma cosa ti sei messo in testa? Gli uomini tutti uguali. Che certo, ora siccome uno esce con un uomo, giustamente per forza la stessa sera ci deve fare sesso. Per forza, certo. Automaticamente, non è che per forza dopo. Ma dai, smetta. Non abbiamo capito che si piazza davanti al portoncino della ragazza, Viale Moncada, Va bene. 5:20 del mattino, misura così, uomo fai chiamare casa e facciamo sesso, oppure perché non si passa. Ma dai, smettila, ti prego, Leo. Io pareva Sant'Antonio, Sì. sai, misura questa maniera, o facciamo sesso, o annunca tu perché non passi. Ma dai, ti prego, è tardi, non urlare. Non mi interessa, o facciamo sesso, o tu a casa, se stai giornata non passi, non si fa, la macchina non a fare sesso. 5:25 del mattino, Sì. con sto schifio, dal 7° piano, si affaccia la testa, il signor Rapacavolo. Sì. Il signor Rapacavolo c'ha una rata, sta casa le prime era contento, si affaccia alle 5:25 del mattino, i capiti andalaria, una tappina sì, una no, che ne ha trovato. Giovanottino! Giovanottino! Sta parlando con me, Stai parlando con te, giovanottino, con te. Io ho fatto. Sembra una cosa, ti faccio fare sesso con mia moglie. Basta che avevi mano al citofono però.